Non le nascondo, direttore, che vi è una certa irritazione per due ragioni. La prima, quella già espressa dal collega Morosini quando ricordava prima non l'opposizione coerente dichiarata da sempre di chi, come Marotta, ha sempre, a torto, ha ragione, ma entra nel suo foro interno, ha sempre dichiarato la propria contrarietà alla legge. Ma quella di coloro che fino a pochi minuti prima di entrare in aula avevano assicurato il voto favorevole alla legge. Ora, chiedo ai telespettatori, come si definisce una persona che davanti a testimoni, davanti a un gruppo di persone presenti, dice io voterò questa legge e poi quella stessa persona entra in aula e senza aver fatto un intervento, senza che siano date conoscerne le motivazioni, cambia la propria opinione. Come si definisce? Io una parolina in testa ce l'ho, però me la tengo. Quindi, quello che irrita, ripeto, il secondo motivo di irritazione che non ci nascondiamo, anche perché siamo a caldo, usciti proprio un paio d'ore fa dal Consiglio, è il vedere che anziché assumersi la responsabilità davanti ai veneti di dire un no, discutibile ma legittimo, e ci mancherebbe altro, PD, PDL, Italia dei Valori, Bortolussi e UDC hanno deciso di non decidere. Questo obiettivamente per dei consiglieri che sono pagati X euro, non so nemmeno quanti, di euro al mese per decidere, per la seconda volta non decidono in Consiglio ma rinviano, credo che non si meritino lo stipendio.